Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, mi raccomando, tasto like, pollicione in su e commento perché voglio sapere soprattutto la vostra per quanto riguarda questa operazione di calciomercato. Vi ho parlato ieri, anzi, per prima cosa passate in descrizione, gruppo Telegram, anche quello è gratis. Ci sono tanti tifosi napoletani e lì troverete le notizie H24. Poi, se volete supportare il canale, ci sono gli abbonamenti da 99 centesimi. Detto questo, parliamo proprio di questo accordo che è stato trovato ieri notte. Anzi, questa mattina le notizie sono uscite questa mattina, ma ieri notte già si parlava in tarda serata di questo accordo di Cajuste, va bene? Io già ve lo dissi, di Cajuste con il Brentford, squadra che milita in Premier League. Andiamo a leggere cosa dice proprio Sky Sport, che dice: l'avventura di Gen Cajuste al Napoli è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro ha infatti raggiunto l'accordo definitivo con il club inglese e il centrocampista si trasferirà nel corso delle prossime ore al club inglese, dopo solo un anno trascorso in Italia senza mai lasciare il segno. Ora ci andremo a leggere anche i dettagli per quanto riguarda l'operazione. Una cosa io però la vorrei dire, Cagliusto è stato l'ennesimo fallimento della gestione Meluso, De Laurentiis, Garcia, Mazzarri, Calzona, di una stagione ridicola da parte della SSC Napoli e anche dei giocatori della SSC Napoli, e il Napoli con un anno di ritardo vorrebbe ripartire da un centrocampo più fornito. Per questo mo si sta parlando tanto di Brescianini, addirittura si vocifera che nel corso della settimana ci siano già le visite mediche proprio per Brescianini, ma ci arriveremo con calma, non vi preoccupate. Andiamo a vedere i dettagli, ovvero di Cajuste al Brentford, perché dicono: l'operazione verrà chiusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, e non è poco ragazzi. In questo modo il Napoli riprenderà tutta la cifra investita 12 mesi fa, registrando però anche una plusvalenza, visto l'ammortamento fatto fino a questo momento. Sul calciomercato del Napoli si è recentemente espresso l'esperto procuratore Enrico Fedele. Queste le sue dichiarazioni. Quali sono gli equivoci che vedo in questo Napoli? Non ne ho uno solo, ma qui parlano però di cosa, ragazzi? Qui non si parla di Cajuste o di altre cose. Comunque, qui parlano di calciomercato in generale. A noi di calciomercato in generale non è che ci interessi tanto. Noi dobbiamo parlare di Cajuste che sta per lasciare Napoli, e addirittura anche Gaetano oggi ci dovrebbero essere delle trattative in corso anche per Gaetano al Parma quest'oggi. Perché vi ho parlato di Brescianini? Perché anche Sky riporta: è il giorno di Gaetano al Parma, al Napoli Brescianini. C'è già la formula con il Frosinone. Questa è una notizia della redazione di tuttonapoli.net che è uscita alle 10:50, quindi 10 minuti dopo quella di Cajuste. E scrivono: ore caldissime in casa Napoli sul fronte del calciomercato, il club azzurro è al lavoro per definire alcune operazioni in uscita e dare poi il via libera agli acquisti dei sostituti già disegnati dai partenti. Tra questi c'è Marco Brescianini, che prenderà il posto di Gianluca Gaetano, ormai ad un passo dal trasferimento al Parma. E io di operazione del Parma ve ne ho parlato anche ieri, ragazzi. Operazione che con il Parma che si farà, addirittura oggi potrebbe arrivare anche l'ufficialità di questo nuovo trasferimento. Noi speriamo il prima possibile, così che il Napoli possa liberare gli slot anche per quanto riguarda altri giocatori da far venire a Napoli. Continua Gianluca Di Marzio e dice: il Napoli aspetta Marco Brescianini, il centrocampista arriverà dal Frosinone in prestito con obbligo di riscatto. La giornata di oggi dovrebbe essere decisiva per il passaggio di Gianluca Gaetano al Parma. Quindi 2 giocatori sono ufficialmente in uscita, ragazzi. Io ve ne ho parlato ieri, ma questa cosa delle uscite ufficiali io ve l'ho detto, aspettiamo un attimo, perché
Dobbiamo anche vedere la situazione Napoli, ma situazione Napoli che potrebbe sbloccarsi anche per Nathan, perché la redazione di Tutto Mercato Web dice Napoli, non solo Empoli per Nathan, il brasiliano finisce anche nel mirino del Parma. Andiamo a leggere cosa dice proprio Tutto Mercato Web, che dice l'Empoli è senza dubbio la società più forte in questo momento su Nathan, il difensore brasiliano. Ricordiamoci anche che l'Empoli ha preso anche diversi giocatori dal Napoli, come il Napoli viceversa dall'Empoli, quindi potrebbe essere questo un accordo che fanno le società, quindi i rapporti sono buoni e quindi vanno a fare una chiusura di calciomercato. Sappiamo degli ottimi rapporti che ci sono fra Empoli e Napoli. L'Empoli è senza dubbio la società più forte in questo momento su Nathan, difensore brasiliano in uscita dal Napoli. Fra le parti che vi abbiamo scritto nelle scorse ore si sta già ragionando di un prestito, scusatemi, con il diritto di riscatto e probabile controriscatto in favore dei partenopei. I toscani però non sono i soli sulle tracce dell'ex bragantino. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrale è finito nel mirino del Parma, club con cui gli S Giovanni Manna ha già allacciato i rapporti per la cessione a titolo definitivo proprio di Gianluca Gaetano, come vi ho parlato prima. Fra Ducati e Campani dunque non si partirebbe totalmente da zero, anche se la società di Fabrizio Corsi sembra ancora in pole position. Nathan, 23 anni, nella scorsa stagione, alla sua prima al Maradona, assegna a referto 21 presenze, fra cui Serie A, Coppa Italia e Champions League. Con il Bragantino in Brasile invece nel biennio vissuto... si è spenta la luce, clamoroso, un attimo solo, accendo la luce un'altra volta. E niente ragazzi, la luce sta per morire, si è scaricata, io non me ne ero accorto. Comunque finiamo il video. Dice nel biennio vissuto con il ha gettonato 104 gol e 104 presenze con 3 gol. Ragazzi, mi dispiace ma la luce ci abbandona così e non ci posso fare niente. Quindi il Napoli in uscita c'ha tanti giocatori e questo va bene al Napoli, diciamoci la verità, con tanti giocatori in uscita va bene per noi sinceramente, perché se i giocatori iniziano ad uscire significa che i giocatori stanno per rientrare, no? Diciamo così. Allora, io vi volevo allacciare un attimo a Gilmour, perché andiamo un attimo su Tutto Mercato Web, un attimo solo ragazzi, perché giocare con il joystick dell'Amazon Fire Stick è veramente complicato sinceramente. Allora, mi ritorno indietro gentilmente perché eccolo qui. Allora, tutte queste uscite ragazzi fanno bene, fanno benissimo, perché si parla pure di Meret in uscita, vabbè, e c'è la Fiorentina sul giocatore. Quando io sento dire Radio CRC non è vero, il Napoli non lo vende, è in vendita, è in vendita, perché poi il ragazzo al prossimo anno gli scade il contratto, e se gli scade il contratto lo perdi a parametro zero, è quello che vuole proprio evitare il Napoli. Comunque Sky dice si insiste per Gilmour, però serve un nuovo rilancio con il Brighton perché ci ballano 2 milioni. Questi 2 milioni potrebbero essere che ballano, tu li vai a recuperare sia con Caiuste sia con la vendita di Gaetano, quindi per questo io vi dico vendi e poi compri, perché se non vendi poi naturalmente non puoi comprare. Queste comunque erano le notizie principali di calciomercato di oggi. Noi ci vediamo più tardi. Io spero mi arrivi la maglietta del Napoli, perché oggi dovrebbe arrivare una nuova maglietta del Napoli, ma sono le 3 di pomeriggio, ancora non è arrivata. Di solito Poste Italiane consegna o la mattina o nel primo pomeriggio, ovvero prima delle 2. Per ora non è ancora arrivato nulla. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste due trattative di calciomercato in uscita. Sempre e comunque forza Napoli, ci vediamo più tardi con un nuovo video. Ciao a tutti!